di porgere il saluto del sindaco, dell'amministrazione, ma anche di dire il contesto nel quale si svolge questa serata. È una delle prime serate di un ciclo che noi abbiamo costruito in autunno, già il secondo anno. Cerchiamo di raggruppare una serie di manifestazioni costruite da varie associazioni e da vari gruppi e poi le portiamo qui in modo che durante l'autunno, una sera alla settimana, ci sia sempre la possibilità di incontrarci. Quest'anno abbiamo una bellissima serata di cabaret, abbiamo una serata di teatro, abbiamo 5-6 serate cinematografiche e 2 serate costruite dal Club Alpino con degli alpinisti di fama internazionale. Ho il dovere di dirvi anche, di invitarvi anche alle manifestazioni che ci sono in questi giorni a Campo San Piero. In questi giorni chiuderà la prima mostra temporanea che è stata eseguita in un ciclo a Villa Querini con delle tele di Dario Fo, di Mantegazza e su Dedito Lontancanaro, e venerdì verrà inaugurata la mostra filatelica sempre nella Villa Querini. Quindi abbiamo un panorama di iniziative, visto che il pubblico qui è presente numeroso, io invito caldamente a partecipare a tutte queste iniziative. Detto questo, io devo introdurvi all'argomento di questa serata, che riguarda sostanzialmente la presentazione di un libro di un nostro concittadino. È già la seconda volta che presentiamo un libro di Walter Basso. L'anno scorso abbiamo presentato un libro che ha delle connotazioni più intimistiche della sua vena letteraria. Stasera invece vogliamo celebrarlo in qualche modo con dei temi che gli sono più consueti, di una letteratura un po' più viva e più allegra. E proprio per questo direi che siamo orgogliosi di lui, perché la sua produzione, queste caratteristiche un po' polietriche che lo portano dalla sceneggiatura, che lo portano quasi alla saggistica, che ha pubblicato da poco un libro sull'alluvione del Museo a Loreggia, e adesso abbiamo anche questo bellissimo Discorsi d'amore. So che a dicembre lui sta per pubblicare anche il dizionario veneto. Si è dedicato molto alla cultura del nostro popolo, della nostra tradizione. Sicuramente è qualcuno che la porta avanti in un modo così ricco, ma anche così vivace, così allegro. Ecco che quindi per stasera, per onorare la sua produzione letteraria, abbiamo con noi un gruppo che ha in essere una collaborazione con Walter Basso ormai. È un gruppo importante, conosciuto, molti di voi lo conoscono sicuramente, e io li inviterei ora a questo punto, e sono le Proseguente. Con un applauso per loro. Abbiamo detto che sei a presentazione del libro, che sei vestito dal libro. Dato scappare. Dai. Allora, andiamo. Buonasera a tutti quanti, a quei da Dio e a quei. C'è sta roba qua. Cioè, il nostro assessore, anche Walter Basso, mi ha detto venire a Campo San Piero, a Filarmonica, fare un po' di animazione. Come tocca fare rianimazione stasera? Ah, si morti! Ma si vedi o carta da parare? Dai. Allora, buonasera a tutti quanti, a quei da Dio e a quei. Oh, qui, va bene. Allora, dicevo che Walter, diceva che quando faceva la presentazione non sei che avesse tanta gente. Io ragazzi, dicevo che invece stasera mi pare che sia tanta gente. Quanti sarai? Tanta? Ti dico che 70, ma secondo me se va a Oggi Croce più o meno sarà un smerdaro. E smerdaro è l'unità massima di misura che avevo qua avanti nel Veneto. Perché noi non sei come in italiano che chiede solo che do possibilità, tanto o poco e basta. Qua avanti che un sacco di varianti, fiatini, pochettini, un ciccin, un inì, tanto, racquanto, tanto a sé, un smerdaro. Che anche là, per esempio, le quantità
si vede che da noi altri qua nel Veneto la donna è sempre stata molto più importante dell'uomo. Esatto, fai un esempio. Perché per dire che la roba si poca, come è che si Come è che si dice quando una roba si poca? Asena? No, se namo. Ma per dire che la roba è proprio niente. Zero assoluto. Ma niente, come è che si dice? Sei un cazzo. Vero? Una monada se non più di un cazzo. Magari un smell. Però diciamo è il motivo per cui non si può dire, vedo che sono tante parolacce che scrive io. Per cui non si può dire, dai, questa è una parolaccia. No, dobbiamo fare. Per cui non si Vabbè, onde per cui non è. Onde per cui se n'altra parolaccia che quella, cerca di calmarti, capito? Onde per cui non si può. Onde per cui non si può. Onde per cui se idromassaggi. Onde per cui. Sarebbe cattivo. Perciò, il vero motivo perciò fate cagare. Il vero motivo perciò che noi siamo qua è presentare quello che ormai è diventato per noi un amico, anzi di più di un amico, un fradeo, anzi di più di un fradeo, un cugnato, uno di famiglia, esatto. Che se come chi se che cosa si dice? Vuoi dirlo meglio? Sì. Walter Basso. Scusa, qua si propone. Te l'ho detto che dovevo fare. E lei ma posso per fare una presentazione Walter Basso, te l'ho detto basso. No, ho detto basso, ho detto alto. Walter alto! Ma si tassemo! No, Walter Basso, è giusto! Se no, no, basso, dai. Walter Basso, Walter Basso! Allora, sapevi che recentemente sono state fatte le sfilate dei prete a Portè e Walter ha indossato una maglietta che si addice al suo fisico, se vuoi farla vedere. Infatti, come una didascalia, cioè, sì. Perché oggi pensavi che non si vedesse e avevi scritto sotto? invece non occorre che ti metti a maglietta perché si vede lo stesso, vero? Sì. Dai. Sì. Buonasera a tutti. Sentiamo un attimo. E tanto grazie di essere così numerosi. Sono contento, ma a proposito. Ecco qua, scusate perché qua fa molto confusione, vedo la campagna. Queste robe moderne. Sì. Però che spieghiamo un attimo come mai abbiamo conosciuto per Consequerte, che è un gruppo teatro. Se conosciamo usate, loro mi conosceva da pochissimo tempo, un pochetto, mi conoscevo loro da molti anni, da quando a Loreggia mi sono sentato in prima fila, non stai preoccupati, e mi era stata passata tutta la serata su una casa parecchio di Moraisaca, perché era Rosona, si parla di 20 anni fa. Capito? Ma io avevo scritto un muso da Monas all'epoca. No, perché non che una calamita ha fatto sta, una roba strana. Cioè, qui che c'è un problema legato alla, diciamo, migo dei problemi di vista. Oltre oltre alla prima e alla seconda fila mi faccio fatica a vedere. Infatti questa sera le prime file che era quelle dei politici e si completamente vuote. Esatto, e non ne spiace moltissimo perché di solito le prime file sono quelle che si ciappa i squaccetti. E allora le prime file, e invece Walter si aveva messo sulla prima fila. Sulla prima fila, esattamente. Una roba volevo mandare, guardi che avevo avuto problemi per arrivare a San Piero, quindi si doveva tardi. No, tranquillo, ho messo la macchina qua, ho messo la macchina sul parcheggio davanti al comune. Davanti al comune questa macchina. Perché davanti al comune che si vai, il sindaco, che il vice sindaco, che gli assessori, che i consiglieri, e allora se porto giù secondo me. Ho messo l'antifurto però. Mi sembra un peso pesante, però guardi le case fra ore, poi io li abito a casa, all'università. L'assessore della via. Ah no, io sì. Allora, macchina di sicuro. Ora siamo sicuri. Vabbè, no, riprendiamo il discorso di questa conoscenza che Consequente. Stiamo in contatto tramite la Gran Sala, una rivista, un giro di telefonare, così, grazie alla rivista, grazie che ti aveva mandato, grazie che ti hai fatto vedere, grazie. Grazie. Siamo trovati. Ecco, vedremo, e mi ha chiesto di presentare il libro Padova, che va in fornato. E lì qua il libro spiega. No, perché guardi se mi va a presentare il mio libro. Se mi dato dire del libro vostro, allora mi faccio pubblicità, perché so io. No, perché non di Moria, che adesso mi vede di se no, io ho fatto un libro che dico qua.
che sarebbe questo. Grazie. Io ho fatto un Che libro, quali sono altri? perché guardi, ormai scrive tutti, fa libri, uno che Cani scrive, e uno porci, smette con un poi, libro, cani e porci. E io ho fatto un libro, io ricordo che mi questo qua, Fregue, e mi ragazzo mi ha presentato a Paolo di Piazzetta Cavour, mi sembra. Allora non mi ricordo neanche. è solo spettacolo. Mica ho fatto una presentazione, ma così bella, secondo me, così importante, che a fine era commossi, infatti che si sta che sera là, che allora prima io a basare, studiare moglie bene, dopo a me mi era pagato uno spliss e mi era regalato e non so nel senso, non ho capito perché, comunque mi era regalato e dalla parte è nata una collaborazione. Che mi dice questo, a parte scherzi, sono orgoglioso e contento anche perché vabbè che loro lì, cioè, loro seguente, si considerava VIP a Padova, se non sapevi. No, cioè a destro il sindaco di Padova, pisa Pastordo, telefona subito il bronze querte, domanda l'opinione e sul gas dietro, vai sempre. Esatto. No. Sì, come no. Guarda, sapevo come si fa a sapere se uno è VIP, per dire via posso conoscere tutti. Si fa. Si fa. Si aspetta che muora prima di tutto. Quando è morto il giorno dopo si compra il giornale. Quello che si è morto una volta solo, che è una fotografia solo, quello è un po' locale. Quello che muore 40, 50, 60 volte, quello è un VIP. Ecco, i VIP veri, allora, e quello lì a Padova è di VIP. E non è nata questa collaborazione che porta avanti qualcosa insieme, che abbiamo fatto anche a corso di lingua veneta, se non Dio farlo, anzi, corso di lingua veneta che io sul programma Fregue, perché loro che assistivo prima che dico, non so dire anche al programma Fregue. No, altri no, perché fa, quando sei un volta e mezzo, 7 a sera, tutti i giorni, da lunedì a venerdì. Cioè, lui che dica che queste robe vengono. No, non ce ne sei, ma adesso dire. Va bene, comunque dai, non dicevo più, così non ha importanza, ecco. Cosa mi va del spettacolo nuovo, non ti dici? Ecco perché sì, anche perché questo dire perché mi ha smetterà del spettacolo nuovo che se una onta e una punta, se io so dire una onta e una punta, chi sappia. Una onta e una punta. Una onta e una punta sarebbe una lode, un biasimo, una bastonata e una carota. Allora questo diciamo dà una piccola mano anche a me, quando è che vi vorrà? In dicembre verrà prima sui teatri e dopo andrà anche su piazze o no? Certo. Ecco. E questo qua c'è il nuovo spettacolo teatrale, una onta e una punta. Adesso siamo praticamente che c'è un bel rapporto, praticamente insieme ormai abbiamo fatto diciamo, uno sposalizio, abbiamo fatto un sposalizio. Ma vedo che abbiamo fatto un sposalizio, vedo avanti tre. È che vuoi fare gli alimenti su perché penso assolutamente le mani avanti. No, ti vedo avanti tre, abbiamo fatto sposalizio. Che sposalizio, il triangolo, qui no, sta roba guarda, qua subiamo. Il suo domizio, che cosa mai cerca questo qui? Il sodalizio. Sodalizio, sì. No, anche l'ultima roba, dopo lascio la parola a Euri. Allora, noi lavoriamo insieme, i discorsi da Mona, cazzo, anche il fatto della nostra loro, guardi che i discorsi da Mona, per 26 anni che voglio dire cose portando avanti per i discorsi da Mona. Solo questa differenza tra Euri politici. Per i discorsi a Mona, Euri fa professionalmente e fa per fare ridere, mentre i politici fanno discorsi a Mona tutti i giorni. E che è successo quando la gente sta serie diciamo per Barboni, ecco la differenza dei tuoi discorsi a Mona. Allora, potremmo cominciare. Allora dice via, sì dai, vediamo ciao, se guardi mi permetti, il problema è questo, che noi altri parliamo in dialetto, non so se vi sia accorto, no? No. Scusate, scandaglia bene le parole perché forse mi si aveva le cose, ora spiega bene. Allora. Noi parliamo questo slang qua. E Walter fatalità e scrive in dialetto, in Veneto, una specie di si può dire? Sì, una specie, un slang. Una roba così, ecco. Però non so quanti che qua stasera sei in grado di capire effettivamente quello che noi diciamo e ancora di più di capire quello che ti scrivi di, perché anche perché c'è popolo che viene da forse nel caso di fare un ripasso, quanti che parla il Veneto, quanti che parla dialetto normalmente, a Sama? Pochi, sì, minima parte, un smerdaretto diciamo rispetto guarda, femo un ripasso. Allora, diria che se è importante, allora, il problema è questo qua. Perché prima di andare a vedere... Dunque qua, se è un libro scritto in dialetto, sapete che il dialetto è una lingua un po' particolare, si scrive in una maniera e si pronuncia su un po' come l'inglese, no? Sì. E ora no, rete a car, sarebbe attaccare la macchina, rete a allora diciamo che è importante prima di
poter leggere un libro come quello di Walter Basso, sapere esattamente le cose che si fanno. Per cui parlare, facciamo un ripasso. Degli a caso. Davo un suggerimento bronzo a questa cosa. La sua seconda figlia, che sono tutti insegnanti, quindi che riesce a dare luce. Qua, ferma. Queste qua è che sa tutto queste qua. Allora, facciamo così, che tra l'altro questo test, oltre a servire per capire se Guardi sapere esattamente il dialetto, può servire anche come test, come esame della vista. Praticamente chi ha risposto se vede, va, ti vedo bene. Sì, no, benissimo. Prova a dire. come te sa, che nome hai? Che nome è? Gay, neanche a bello per vero. Gay non si dice che poi che ha fatto una barana questi gay tutto questo anno con sta Rai Fry, l'ha fatta. Perché? E cosa sarà mai? Che poi guarda, se che sei una persona generosa, quello sei gay. Perché? Oh, te che domandi un Dio se vuoi darti il cuore. Adesso anche a chi se volevo proprio. Vabbè, allora, di solito le battute che se l'applauso, sparagnare, no. Allora. Edda! Ma dove viene fuori? Che ci viene strane, Edda! Che telenovela che ha visto domani? Le moglie è satanata. Allora neanche tutte le telenovele venete che vede tutte. Le telenovele venete? Le telenovele venete vede. Uccelli di Romolon. State quando si ara. Dove vede? Su Telemais. Allora, femo un rapido test per... da qualcuno bisogna pure come siamo. Mettiti in piedi, Allora, cominciamo con una parolina semplice. Allora, questa qua. Si dice che becchi sempre Boassa. No, B come... B come Boassa. Ecco, no, la vita bene. Sabico se sei a Boassa, vero? Walter! Beh, sicuramente lo scherziamo. Cioè, perché se qualche dunque lo adopera per farsi impacchi quando gli dà problemi, no? Infatti, Allora, sì. vediamo un attimino qualcun altro. Sì, ho una signora Fine qua. Fine? Sì. Fine? Da dove tu sei? Finetta. Finetta. Fina e anche pulita. Allora, la signora si chiama? Antonella. Antonella, di dove venga la... Ragazzo San Piero. Centro. Pietro. Centro. Centro. Centrino. Ma siete sotto Treviso o sotto Paola? Sotto Treviso. Sotto Treviso. Quanti anni hai, Antonella? Dopo, Dopo, non si sa mai, dopo. State qua col moroso un po'. State qua col moroso. Allora, Antonella, all'Antonella che lettera è questa qua? L come? Non lo vedo. State assi. Che si mi asco. No, ti capisci meglio state assi. Luamatro. No, niente. È possibile. Calma subito. Scusa, Remigio, Sì. fammi tra qua in prima fila che la vedo meglio, signorina. Allora, Adea che non mi vede. Allora un finco qua. Chi? Un finco. Oh, quello un finco che fermo. Fammi dire mica Allora, come siamo tutti? Tony, Doni? di Padova, Sì, tuo amico è Nane, Anca, che Tony, Nane, beh, ti crea banda dei tre porcellini. Allora, dunque, questo qua, che lettera sei? come Rastio. Rastreo, Luamaro, tutti accenti sbagliati. Tutti accenti. Qua c'è un problema di accenti, scusa. Allora, no, devo a fondo. Allora, la lingua, perché la nostra è una lingua, la sì. lingua veneta, ha delle regole, chiaramente sapete tutti quanti. Allora, facciamo un rapido corso di grammatica. Sì. Per esempio, hanno altri veneti, una roba molto importante che devono notare che ne manca doppie. Ne manca e doppie. Altri ne manca e doppie. A Napoli però il raga è nostro. I doppio che mi mancano altri. Infatti ti prova a dire come chiami tu, ma dito mamma vieni qua perché go mamma Mamma, nonna nonna. giusto?
casa è l'unica che se no seria casa. Fermo vedere gli accenti che vuoi spiegare il Mentre problema. dopo che sei gli accenti. Aspetta, perché gli accenti che sono tanti che insegnati addirittura lo schise, ma lei che gli accenti che caga uno del mosca picquetti che si mette solo le parole. Esatto. Adesso domani a qualcuno Sì. si sa se si mette solo le vocali o solo le consonanti. Però. Dove lo metto l'accento qui? Io non posso dire parlare, perché lui è a Paolo Porto vuole. È a Paolo voi che parla. Devo fare sto qua? Sì. Non fa niente vero, conosco. No, ma è bene che adesso tu per tirare fuori le chicche, Allora adesso vai. Amico, era io sería quello che poderia spiegare. Donna signorina qua sono. Allora, l'accento, come ti chiami? Anna. Anna, quanti anni hai? 15. 15? Ma se Vaida volevo dire. No, perché dopo ti scrive il nome in prima pagina sui giornali. Allora, l'accento, fermo un esempio. Fermo l'esempio. Ora. La pronuncia intanto, la pronuncia. Parli tu, parlo mi. Parla te che Parlo sì. mi. Allora, che c'è scritto le stesse parole che sono uguali con l'IVE a parte l'accento, se io se seguo Ivo, ecco, se uguali con IVE, che sotto che sola. Questa qua Una ha un significato, e una è grata, insieme qua è che Il tempo l'essere a cosetta studentessa. Sì. Esatto, sì. La prima cosa è lei. Botte. Botte. Vedo. È No, agamento. era letto verso. Hai detto il verso? Qui da sopra sei botte, qui da sotto sei botte. È stato botte che ti ciapi fermo un altro esempio. Dopo una signora qua, ecco questa che se Vaida. Vai anche quella. Ma scusa un attimo, perché ti tocca andare sempre su dell'Europa e dire che tu le vai e lì ne tocca stare insieme a su uno amore e vai. Perché insieme a tu allora, esattamente, io mi metto nella posizione corretta per illustrare questa parola. Dice galese? Becco. Brava. Becco. Brava. Ecco, allora, questa sa. becco se quello degli usei. Becco invece in questo caso possiamo Se dire. avete risposti, ti devono guidare, state attento perché scherzare sui becchi si rischia di offendere molto gente. Devono avere bianco i becchi. Per pronunciare correttamente, poi chiudiamo sta parete, per pronunciare correttamente gli accenti, Che sia un modo di Questo è un modo. porgere le labbra. Allora, fai un esempio. Allora. l'accento largo tipo becco, bisogna slargare la bocca, becco, Tipo musso, Dimmi. come ti? Se no bisogna mettere la bocca a culo di gallina. Dico, senti che beghi, dico, becco. Così, se usi questo sistema qua, culo di gallina, boccassa, non si sbaglia praticamente. Ma l'unica cosa sbagliata. No, Mi pare che siamo abbastanza a posto. con se questo. ne qualcuno chiamare i genitori, dai, spiegare che comunque dopo casomai interroghiamo ancora. Sufficiente. Ecco, non mi diria, Vante, che ti mi dicessi qualcosa su sto libro, esattamente cosa che si tratta. Perché intanto il titolo Discorsi da Mona. E poi sono Se autobiografico. No, perché io pensavo di fare guardia per presentarlo. No, perché siccome che si è offerto per presentare questo libro, si è offerto che Emilio Fede, che vedo nel settore, sono molto preparato. Anche perché quando io vedo che uno vede due volte il giornale del Fede, può essere considerato clinicamente morto. Perché se ne in parte. Comunque voleva venire Fede, dopo si è proposto il Capusi, Aldo Pusi. Però Aldo Pusi vi do tegno per il prossimo, che sarà intitolato Ragionare col culo, che mi pare più adatto a Aldo Pusi. Discorsi da Mona, guido, è il libro giusto per non sequerte, perché mi pare che insomma loro dice molto specializzati. Io giravo la pagina. Avevo messo il vocabolario giusto perché siccome ti sta tanto, io ho messo quello. Guarda, con qui sotto là, te chiami il signore quello fingo, tre che dite su, lo vede su. Va bene. Avevo messo quello moderno. Esatto. Infatti, vero. Allora, discorsi da Mona perché? Perché i discorsi da Mona mi ricordo tutti i giorni. Io non riesco a capire ormai sono io in tanti così a sentire questi quando basta che mi sei in televisione in ST a raffica discorsi da Mona. Poi sì, discorsi da Mona, è qui che sentiamo giornalmente di qua e là, sì. E il libro c'è anche doppio d'altro. Comunque continua sempre con i discorsi da Mona, anche se ha cambiato il titolo perché il contenuto insomma è un po' particolare. Femo un sondaggio per verificare esattamente se Sabi. Allora, secondo voi, quale può essere un discorso da Mona? Intanto il discorso da Mona si può fare in tutti i posti, si può farlo a casa, a bottega, si può farlo al bar, in radio, se arriva al pullman adesso. Cioè chi vuole essere ben guardato, Guarda, senza scumissiare. il putei può sentarsi qua davanti che dopo chiudiamo su. Si senteva pure parlato così.
posto del sindaco. Allora, vedo come mi fa preso a trovare che carega il Sta attenti qua. Allora, dei discorsi da Mona, così, andiamo al box, andiamo al suggerimento, dai. Voi altri dici un argomento e noi altri Facciamo un discorso da Mona. supponemo su quello. No, tutti insieme, No, prima del fine del giubileo, perché Come siamo altri? Chiediamo allora, ecco, Sì. come... Aspetta. Dimmi. Aga tira sul lato, Disi. Cosa hai voluto dire? Devo pure andare in bagno. No, dai, un argomento qualsiasi, noi altri... Trebbia. Cos'è? Il medico? No, Beppi, ma scusa perché era Cosa? Perché cambia casatore? Allora, per esempio, nella vita, ormai. un discorso che normalmente si fa tra le uomini al bar. Cosa è che si parla? Si parla solo e esclusivamente del bar. Scusate, una stimmate in fronte, non si acaba mai, che se io che ho fatto l'esempio perché parla con i muti, ora va, che invece sarebbe le donne, etose, femmine, sesso, in senso lato. E noi altri, proprio, noi altri così, della nostra generazione, il fatto del sesso, a dirla qua, siamo sempre stati un pochettino Duri. o duretti. Anche noi altri fino a pochissimo tempo fa erano convinti che potevi portarsi a cicogna. Adesso Cambiamo opinione. godito che fino a pochissimo tempo fa noi altri erano convinti che potevi portarsi a cicogna, godito. No? Detto sì. Ma si tossemo. Anche i putelli li porta più a cicogna, oh sveglia, li porta più a cicogna i putelli, oh! Che cambiamo seo? Chi se ne importa? Dei compri con ridicolo figlio. Aspetta, solo Vuoi rompere le mani sul leo o sul suppone? No, allora potevo andare, ma se io guardi cosa che fa il cicogna o vuoi portare il puteo? Chi dice cosa? Cosa fai? A tornare nel pigiama. Ecco, vedi? Infatti, per far nascere i putei, bisogna andare in letto con la cicogna. Adesso ho capito, ma sono mica una. Adesso bisogna dire no, basta questo sesso, non puoi più. Questo sesso dilagante, questo contrario ai rapporti prima del matrimonio. Giusto, hai ragione. Sì, anche perché fa arrivare tardi a cerimonie, tutti gli ospiti là che aspettano. E poi, Basta con sto sesso a pagamento. Gratis. Basta. Basta con sto sesso occasionale! Tutti i giorni! E poi bisogna stare attenti, stiamo attenti ho perché... deciso che d'ora in poi praticherò soltanto il sesso orale. Ah sì? Cioè? Che ne parlo e basta. Come ti praticamente? Sì. E poi bisogna stare attenti. Comunque aspetta perché si parla del sesso intervengono anche me, perché per esempio lì, Sì, proprio... ho mio nonno che ha 92 anni, il giorno avevo a casa, con novità, mio nonno che ha 92 anni, avevo a casa, che ha novità, che vuole cambiare il sesso. A 92 anni? No, ostia, no, ma si deve diventare matto, cosa deve diventare? Giuseppina. La femmina. No, che da me non devo diventare la femmina. Vuoi cambiare il sesso, sul senso che voi uno 0 1, non funziona più. D'altronde. No, invece bisogna che stiamo attenti, Tosi. Perché è pericoloso, il sesso è pericoloso. Infatti noi diciamo la verità, perché ieri un fiandriotto, perché abbiamo sempre avuto, diciamo tranquillamente, senza problemi. Abbiamo sempre avuto dei problemi dal punto di vista rapporti ragazzi e ragazze. Quello era il problema. I rapporti. Non avevamo rapporti. Neanche in mezzo a una orgia non avevamo rapporti. Invece, oggigiorno le cose completamente cambiate. Basta guardare. Quanti anni hai? Quanti? E in che commissione? Hai prorogato la missione, andate dentro da solo. Appena per quella la conosco, si era sposati 10 giorni fa, forse il sposetto fresco. No, dicevo che i tuoi adesso ci basta guardarli in faccia. Niente, vai, tu adesso vai, niente.
malattie sessuali, l'afta episotica. La malattia sessuale, l'afta episotica. No, ma ti pare che la... Mastite! Ma che mastite! La peso malattia sessuale se... altrimenti detta sindrome da immunodeficienza. E che mi ho scoperto un sistema... Guarda che si era positivo che ti viene intorno, mi ho scoperto... Comunque guardi che Sono positivo, ma guardi che parli tanto, ma guardi io mai giurato dottore quando eri tu sempre. come no? Vedo sempre il dottore infermiere. Ma è che eravamo così di ginecologia, penso, no? No, perché quando io fossi al dottore mi toccava sempre guidare l'ambulanza, mi facevo il medico della mutua e tu sei voi la specialista. è sempre così. No, dicevo che il problema è che se malattia, allora bisogna scoprire i sistemi, i rimedi. Io ho scoperto un sistema sicuro come c'è parlare di esso. Non che sei pastiglie, non che sei gomme, sistema semplice e naturale. Cioè? Mi prima di fare l'amore con la mia ragazza e acciappo e la faccio bollire. E dice la donna è il sale della vita, ma voi l'acqua buttala dentro, no? Che in questo caso i tosi, il tosi così che ha fatto? E che ha riscoperto dei valori che per noi erano assolutamente inesistenti, tipo, cioè che ha riscoperto valori del tipo, che ne so, la castità. La verginità. Ma ti ho detto che oggigiorno siete moda non fare sesso. Vabbè, sì, caro. Ma 6 anni che faccio tendenza, mio. No, dimmi tutta questa roba qua, no? Questa mi interessa. La rivoluzione degli anni 2000, sì, l'amore sicuro, l'amore pulito, l'amore virtuale. Una tastiera, un modem e la mano libera! È un semplice esempio di quello che può essere dei risultati altri. No, ma infatti mi domando come mai questo libro non l'ho scritto voi altri, perché mi pare che parecchia robetta con un libro di discorsi a Monaco. No, e noi altri, a dire la verità, volevo scrivere finalmente se tromba, però non eri all'altezza. Però mi volevo mandare una roba, io mi ricordo che andavo a scuola, a proposito di discorsi a Monaco, era prima media, quindi 10-12 anni, era un nostro compagno, che non so se diventava un manager con Berlusconi, perché visto il pallino, e comprava un giornalino di quei Caballero, ABC, e cavava una pagina. Scusa un attimo, e l'anno allora, perché avevo visto prima, quando te l'hai entrato, dove? Allora, scusami, che non mi gai, che non mi ricordo te, con il maglione da Sita, ACAP, terza fila, sì. Scusa un attimo. Ecco, chi sito che non mi È che ricordo? è un po' straocchio in effetti, Carloccio che c'ha... Come l'esame che non mi ricordo? Renzo! Ricordati, Renzo. Perché non ha neanche la Z non disegno. Renzo! Quanti anni ghetto Renzo? 53. Negativo, Sì, no? mi chiama, però no. Quello di fianco, e ora. Renzo cattivo. Sì, siamo lì. Quello in fianco, scusa? Mario, finalmente, Mario, nonostante non abbia 30, quanti anni? Sorvoliamo, ormai. Allora, lei è l'unico che può dire la parola in piazza stasera, tranquillo. Che comunque, diciamo la verità, noi altri, mi ricordo come se fosse adesso, che erano curiosi infatti del sesso, no? Mi ricordo che andavo in processione fin davanti alle edicole, ma non per andare a comprare i libri che scriveva Walter. Andavamo davanti alle edicole, e quando arrivavamo davanti alle edicole tiravamo fuori 200, 300 franchi a testa. E mi ricordo che compravamo in cooperativa Playboy. Sì, che non si ricorda. Dopo diventati talmente scaltri, talmente furbi, talmente astuti, che per non farsi scoprire da nostra mamma mettevimo il Playboy dentro il topolino! Mettevo il Playboy dentro il topolino e diceva oh che bel topolino che era Playboy! Ma che non cambia? Era Playboy! Ma che non cambia spacciatore? Che avevo un problema? E
mettete carne russo che sparsolava sempre dai reti del Topolino, se non vedete. Mario, io lo vedo molto attento a questo argomento perché va, è una manina con un pelo alto così, no? Ai famosi 1000 cresce, no? E dicevo che è il formato giusto, proprio quello che cascava a pennello, che ieri era a sua morte, gli era famiglia cristiana. Famiglia cristiana, infatti tu mamma dire, guarda che bravo Toso quello là! E legge la buona stampa consigliata dal parroco, bravo caro! Bravo bene! Bravo avanti caro! Ed è avanti senza problemi per mesi. Mesi. Finché si capita che adesso mentre smentegà il playboy mascherato da famiglia cristiana in bagno, diciamo dopo una seduta particolarmente impegnativa e dopo Denise entra in bagno mia mamma, la quale è entrata nel bagno è entrata nel bagno e subito come dire aperto a finestra sai che domani è entrata nel bagno pregustando già 10 minuti di sana lettura in santa pace quando Agacca c'ha un nullo, gli pare un terremoto. Disgraziato! Borseo! Rettico! Che ti parla qua? Chi sei che te ne parla qua? Adesso! Aiuta! E certo chi che era Renzo? Mario! Incassata, non tanto poi il fatto delle femmine quanto poi il fatto che avevo profanato la sua rivista preferita Famiglia Cristiana, ma le parole di mia mamma non sa niente in confronto a quelle dei miei amici che io le sai privati della loro settimana di multiproprietà. Ti ricordi? Mi ricordo più che non mi ricordo. Però scusami, ma mi pare che una volta da me contava così che era cavati il compagno che ve lo vedeva la fotografia. Conta questa. No, ti dico questo, mi viene in mente un'altra roba. Che a settimana che mi toccava il Playboy, no? Toccava il Playboy e mascherava Famiglia Cristiana stavolta. Vado in bagno. Dov'è che si dà? In bagno, dovuto che va col Playboy in cucina. No, in bagno no. E dopo se la mettiamo si dice che è una cultura da culo. Ecco qua. Insomma, vado in bagno, no, mi metto là in posizione. Anzi godito. Sa che so qua, ne approfitto. Mi libero! Ciappolo piccioni con la fava! Passo un viaio ed ho servizi! E quando che go finito? Terrore! Panico! Batarea! Gliela finita carta inedita! Aiuto! Lo sta fasso! Sono perduto! Ormai non me ne stava che 3 possibilità. Come 3 possibilità? Godito, o ben che me netto col sugamano. Guarda, vorrei vederla in faccia tua mamma, non credo che sia stata tanto contenta. Oppure aspetto che secca dopo spasso. Al cambio di sei io aspetto che secca dopo. Dai! Oppure bisogno. Oppure godito, gli amici si vede bisogno. Oppure godito, gli amici se vedi nel momento del bisogno. E ora l'ho sacrificata di non centrare il Playboy. Invece che a volte là succede, che a volte mi ricordo che sono nati gli hanno sempre un pochettino cruetti, no? Finché la mattina non arriva a scuola, il fatto delle donne, non sapevimo. Sapevo come che gli era fatte veramente. Fin da piccoli uno no. È un po'. Capisse, intuisse che tu, per esempio, sotto le cotole. È diverse, capisci? Capisco sta roba qua. Qualcosa di differente. Non lo sapevo come che però era. Che forma, come che era, dritta spiega, su quello, una caramella, come buco, una farfallina, con la patatina. Dai muovati per intuito, per immaginazione, ecco. Finché una mattina
No, non sei di Vasco, il nostro compagno più vecchio. Quello Sarina, Mario. Rudy, ti ricordi Rudy? Ti ricordi Rudy? Quello ripetente, quello col baffetto. Baffetto, schitiega in una botta e muffa qua, altro che... Insomma, se arriva la mattina con una fotografia, magari metto là sotto il naso e mi fa guarda qua, bocciasse! Cioè, mi conta che era scattato sorella finché dormiva. Ma di niente, che lui mi bave a bocca. Io i miei occhi fuori dalla testa, ieri ero come Silvestro con l'osetto, titti in mano. Sì, dai. Ma io niente! Mi affittava a turni di mezz'ora. Chi? Sua sorella? No, fotografia. In cambio voleva caramelle, penini, matite, barato insomma. Solo dopo mesi che avevo scoperto che lei aveva colto in giro. Io in realtà fotografia che aveva ritagliato un libro d'elettrotecnica. E noi altri si erano dati a fare parmesi come Baucchi davanti a un trasformatore trifase. Per fortuna che sto fatto non è che creare grossi problemi nella crescita, siamo venuti su abbastanza normali, questo lo potremmo dirlo. Insomma, non abbiamo un po' essere normale. 40 anni ancora andare in giro per il mondo fermone, assolutamente, dai. Proprio volevo mettere il deone a piaga. Ancora oggi, mi eccito come un toro ogni volta che passo davanti a un compressore da frigo. Adesso vedo molto che cosa una parte proprio dei discorsi da Mona, avete poi ancora che roba grande? Sì, i discorsi Che poi, scusate Walter, questi qua erano i discorsi da Mona che facevano altri, però i tosi adesso, cioè ti te guardi i tosi al bar, che non mai notato i tosi al bar, sono altri, prima di venire a fare... Ma sì, tutti quanti della zona guardi? Sì, del paese, prima di venire a fare qua la presentazione del libro di Walter, siamo andati al caffè, al bar qua, come si chiama il bar qua sotto? Come? Dove che sei tosi, il bar dei giovani, qua, in piazza? Riviera? Ah, Riviera. Infatti, no, abbiamo visto i tosi, chi era dentro al bar Riviera, no? E come si dà così. Ah, che stai in casa di riposo. Cosa femo stasera? Dove andiamo stasera? Hai detto cambia spacciatore? A te mi pare più svelto del solito! No, amore, mi dispiace tanto, non mi fido delle medicine. Ah no? Mi curo con erbe. Ma sei tomato! No, so fatto. Che te li vedi, no, sti grandi lilloni, perché siete proprio dei vedeoni, dei lilloni, sempre stupi, agri. Chi che ha perso quell'attaccamento alle nostre, alle antiche credenze? Comoi, armadi. E ti senti parlare, no? Perché abbiamo visto che Iga aveva a Rocciana, a Tosa, una bella Tosa, bellissima, no? Sì. Perché adesso, diciamo, le Tose, sono anche un poco provocanti. Come vai in giro? Come? Signora, dire. Sì, la banda è maestra che ti va, maestra o professoressa? Maestra, qui a Rissa, ha botta e fialette in testa. Una cotonata. Ha un covone in testa, no? La maestra Rissa che negri raccoglievano il cotone. Che non è... Marisa. Tettosi qua, no? Cosa di chi parla? Come è che va in giro ste tose qua? Gai cotto? Niente, non è gai. Cosa niente? Un coriandolo, una spuacciata, pum! Chilometri di gambe nude! Lunghe, sì! Parallele, che viaggiano parallele come i binari di una ferrovia. Tu sali, e se in mezzo trovi un binario morto, sì! È un uomo. Però, Arisa, adesso è finita la moda delle cotto corte. Se è tornata in moda, le cotto, guarda come sommeliere di basso. Le cotto lunghe, ma non lunghe e basta, lunghe, rimborsate, lunghe. E con 45 bottoni davanti e paradrio, bottoni quanti sbottonai fin qua. Che dopo è il toso
che è in cerca di tosa perché patacare bottone. E fa il fio. Altro che, e ora ti vedi no, che passa sta bella tosa, un poco anche avvenente, provocante, queste belle scarpettine, come si chiama le scarpettine? Qui alte adesso si muove. A seppa. Vedo che sa tutto A seppa! E seppe de sugar! Che tu stai ieri ma Jesu, sapete che sei Jesu, no? Jesu, non sabe, Jesu. Perché vai, no? Jesu. La vai, la vai. Alle ascelle. Seychelle, no? Ai Baleari. Baleari! Mangia nel beach! Miami Beach! Ah, ieri ha scritto così sul depilante, sai, oggi. E ora? Ieri ma Jesu, savi via Bafile che via che se lungo il mare, no? Ieri con un gruppo di tosi, non saria anche dove ieri? De Boara, dove ieri? Sì, De Boara, dove che parlavi De Boara, sicuramente. Quando che sei passata una ragazza bellissima, alta, bionda, occhi azzurri, che aveva sta cotolona lunga, 75 bottoni, ti fatti sbottonare fin qua, ste belle settone del sughero. A un certo punto uno dei sitosi non ne ha potuto più, il ragazzo in piega ha fatto ciao! Vedi imbottigliare! Che scarpe del suro! A Tosa è impazzita! Matta! Perché Tosa adesso che piace l'uomo maschio! Che piace l'uomo unto! Che piace l'uomo salsiccia! Cioè? Beh, fuori a Porseo dentro! Davanti, se piazzavamo davanti al bar, no? E quando che passava una bella tosa, facevamo tipo un richiamo, no? E commenti tipo... Facevamo dei commenti tipo... Guarda che bel tocco di tosa! Così dicevi. Perché non ti sentirà mai? Peccato! Adesso no, invece no, e Tosi si mette là davanti il bar. Non capisce niente. Esatto, si mette là e beve le loro bevande preferite, perché guarda qua sta botta di Lilloni. Cosa bevi tu adesso? Cosa bevi? Sai che bevi Tosi adesso? Non so, e poi bere la birra, non so. Poi birra, non birra normale! Che birra? Che birra? La? Doppio smalto. La Ceres doppio Doppio smalto. smalto, no? Oppure la Schweppes, l'acqua brigante, sarebbe Questa roba gassata e via, gassa. E quando passa una bella tosa, ruttasso! E più bella a tosa più grande del rutto. Qualcuno ne ha confusione ma anche qualche scorresetta. Perché tose che piace l'uomo maschio, che piace l'uomo unto, che piace l'uomo salsiccia. Ora no, vero? un esempio rapido, tipico dei sitosi, no? Che parla, quando chi parla no, nessun argomento importante, che ne so, argomento sociale, argomento che ne so, politica, il lavoro. Mi parla di animali. Io se non te. Vecchia! Poco! Dov'è o no? Mi piace gli animali tutti adesso. Esatto. Non so perché. Che c'è qualcuno che piace che la foca comunque. Effettivamente no, è lavoro, i tosi, che quando ti va, ascolta, tu Fio per esempio, mi preoccupo poi il suo per pensare prima al mio, perché mi Fio, me ne spiace anche a dirlo davanti a... C'è un problema, Roberto. Non mi bisogna fare vedere. Perché con tutto quanto quello che ho fatto, che ho mandato a scuola, bisogna fare vedere. Vede un tuo Fio! Vede Tu Fio, vede un! Tu Fio, vede un! Adesso ancora di Roberti a tutti quanti. Mi Fio vedere. Tu Fio, vede un! Fio vedere. Cavaliere capio musso? No! Parli tanto, ti manca il tuo, non sai che sia tanto da... Sta parlando. Mio figlio non la mangiare a credere, non so come si abituai qua. Ore e ore davanti a televisione. Davanti ai videogiochi! E mica dico sempre no! Di! No! E ti non ti puoi stare ore e ore davanti a televisione! A dove le metti? Ma è quanto il mio che sta ore e ore davanti alla lavatrice! L'altro lì è che ho fatto 5 ore davanti alla lavastoviglie, se
ha fatto 4 centrifughe dopo, guarda, roba da matti. mio figlio usa tipo intelligente, sai? Sì. Non l'hai portato a Pasqua. Non l'hai portato a Pasqua, che sto fare? Non l'hai portato, se non l'hai portato. Non è che poi, capito, dica tutto. Se uno non si è portato, dica mai, non si è portato. Se uno non l'hai portato, bisogna che cambia metodo. A mattina ti svegli, ti carichi in macchina, ti porti, può darsi che arrivi a scuola, no? Io non si è portato per intelligente. Maestra mi dice sempre, soffioso è un posto di scienza. Sì, perché che manca senza per tirarla sul pezzo. Allora che mio figlio è il primo della classe, entrando a destra attaccare il corso. Scava al banco. Cioè, di me non si sa neanche riscaldamento, ma se c'è applica le può scaldare anche a destra. Roba da matti. E ora sei affascinato dal mondo del lavoro. Io mi piace lavorare, hai visto? Come so fare? Lavorare, hai visto? Lavorare. Io mi piace lavorare. Io sono affascinato dal mondo del lavoro. Sì? Io staria là ore e ore a guardarlo. E lavoro. E uno qui dice, no, un occhio che tira così da balcone. Allora, no, perché per via di quello il maestro forse un po' che ha esagerato, tutto mi dice, papà mi ho deciso, mi voglio fare un lavoro alternativo. Un giorno sì e uno no. Cosa che dici? Sì, cosa che dici? Che anche cosa che dici? E adesso problemi, perché adesso non puoi dire più niente di tutto. Perché sempre mai? Non stiamo uscendo. E dopo siete che dire a mezza parola fuori via. Che cosa c'è da? Sei giusta? Giusta i grilli. Casa mia non si dorme tutta la notte, no? Vai si vede in campo. Sì, mio fiore, la testa calda roba neanche da vedere. Una testa calda roba neanche. Ma se fa permanente se neanche ha bisogno del casco. Perché non spara niente? E il peso, i tutti il peso, più permalosi, di qui che dopo fai. Sono io di gli atti! E dopo sai cosa si fa? Se picca! E se picca, caro mio, la colpa stanno altri genitori! Perché? Che devo massa corda. Tutto che gli arriva. Sì. No, perché ti dico che anche mica ho problemi come questo problema che ti piccolo. Che problemi è? Ma problemi del fiore. Dimmi pure che problemi è? Problemi è. No, dico che problemi è? Siete acidi! Perché io presento come fiori, sollevo i problemi. Perché sono i miei problemi del fiore. Se vesti tu è nero. Sopra si scrive muso a mona come lui, come me, però se tu è nero perché se sei moda di dark. Ah, sei dark? Se è dark, allora la faccia bianca. Scusa un attimo. Dark. Con K finale. Ma scusa, no, adesso è. E ti dov'è che te abiti? Campo San Piero. Campo San Piero, ma in che via? Che via sei? Via Straelle. Via Straelle. Dimmi perché. Cioè in via Straelle e sei un dark. Ma speravo presente. Via Straelle è un dark. Una dark. E allora se vesti tu è nero, bianca, rossetto nero, non genere, mica ho a casa che dico, ma ciao, che fa secondo gli anni di volta, quando vi funerai in zona, capito voi, ma non vedete per un figuro, bisogna preparare tutto quanto, vabbè comunque, no, io devo dire che mio figlio è per figlio violento. E questo qua lo dico davanti a tutti, non mi vergogno. Mio figlio è un violento. Mi mette mandosso. Non si mia sommare, questo guarda. No, non sommare, mia. Certo, non è la tocca neanche sommare. Mi metto. Ti mette mandosso. Non posso neanche ora verso la bocca che il toso mi c'ha passafoni. Perché non hai mai provato col telefono azzurro? Col telefono azzurro. Bravo. Mancaria so che mi metta a catturare il telefono adesso. Tutti i problemi che ho le danno mal telefono. Ma sai che adesso che ha fatto il telefono azzurro per i bocce, adesso che ha fatto quello rosa per le donne e adesso che ha fatto quello per gli uomini. Questo è rischio. E se il telefono marron. Ma marron come? Marron? No, marron. Marron chiaro, è un marron tra i due marroni in pratica. È il nuovo telefono. E sapevo che quello che il telefono è Puppo? Puppo, il cantante Puppo. Scusate, stiamo dicendo che siamo veneti, Puppo, se Puppo, no Puppo. Puppo con due P, perché era un po' tanto Puppo. Il telefono azzurro perché essendo piccolo, sì. Cioè essendo piccolo il telefono. Comunque andiamo avanti con i discorsi a Mona, perché mi pare che i discorsi a Mona No, è un altro discorso da Mona, cioè adesso che abbiamo parlato, no altri che abbiamo parlato di Tosi,
ma anche se una categoria di persone che in quanto discorsi del mondo non batte nessuno. Cioè, che se nell'arco della vita uno dopo diventa anche vecchio. E quando uno diventa anziano, vecchio, anziano, entra nell'ambito di quelle categorie che si chiama i pensio. Aspetta, ascolta, infatti, scusa, solo un secondo. Infatti qua dentro, ho visto il cartello, Io ho visto che c'è scritto il sole, poi scritto mai. Buona chi legge. Ecco, sapevi che mi sogno qua lo trovato, sapevi io che ho fatto prima? Che hai fatto? L'università di anziani. E allora io, gli anziani dicono come i putei, e probabilmente che è scritto come che si fa quando si va in te, è scritto No, che ha fatto Panuati, capisci? Sì, esatto, sì, anche sta in tema. Che sarebbe i pensionati, no? I pensionati. Fai un esempio, non so, perché ti trovi dappertutto, Roberto? Sì, che ormai il mondo si è fatto la società si è fatta in funzione dei pensionati, per i pensionati, scusa un attimo, ti chiaramente, ma Renzo ti sei ancora giovane, è vero? Però questo qua davanti, come diciamo tutto? Baby, finalmente, Baby. Quanti anni hai per Baby? Stai di 69. Però no, qua invece no. Sito pensionato. Sarebbe scandaloso dirlo. Ma sei pensionato? Scusa un attimo, aspetta, no, bisogna Sarebbe i sottotitoli perché toccato l'ho detto in italiano. Sarebbe sito pensionato, pensionato. Che tu presenti davanti ai bancomat. Scusa un attimo, dicevo, Renzo non si è pensionato. Perché? Perché bisogna che versa ancora i contributi per mantenere chi che se andrà in pensione, chi che va a fortuna di andare in pensione prima di altri, giusto? E ora, cambestia, sito parole ma arte una volta all'anno, sì o no? No, che sì, no! Non ti puoi neanche più arte! Sì, no, mi fermo perché vedo anche se Dio non mi sa, se effetto tavolo e lo sveglio. No, dico, sito parole ma arte! No, niente! E ora, che è l'unica volta nella vita che ti capita di Marte, ti dici, bisogna che vada dal dottore perché sta un male, cosa vuole fare? Bisogna che vada a farmi controllare dal dottore, presto, prestino, all'alba, presto, 7 mesi. Arrivo davanti al dottore, pieno così dei pensionati! Lui dorme a notte, capisci? Ma presto! Esatto! Io ti il posto pochi altri! E dopo che è pensionato, mi dico, cosa va a fare tutti i giorni dal dottore? Tutti i giorni va a farsi misurare la pressione. Ma io capisco che è sempre qui a 2 atmosfere davanti, 2 paladrio. Roberto, no, c'è il problema, siccome che certi vecchiotti che ha pressione massa alta e pensione massa bassa, ti sei un dottore che equilibra le robe. E dato che se no, dato che so qua, faccio un bel ketchup che ne approfitto perché ha sempre problemi di circonvallazione, mai una volta. Specie a Paolo, anche i problemi. E dal dottore inizia il tour del pensionato. Perché il pensionato, dopo aver fatto la tappa fissa dal dottore, passa in farmacia e quando arriva in farmacia gli fa il mercatino dell'usato con le pastiglie scadute. Che è avuto che mi paga il ticket! E il ticket! Taccate! Che ogni tanto